Pino Barbara, sicuramente la grande esperienza sua nel giornalismo l'ha consentita di essere inserito nella nomination tra i premiati di questo premio dedicato a Pietro Anastasi. È un qualcosa che si aspettava in questi anni, diciamo, di carriera che ha fatto? No, assolutamente no. Comunque ne è valsa la pena fare tutti questi chilometri per venire qui a pedare. È un motivo per me di orgoglio e di soddisfazione essere stato inserito nella nomination dei giornalisti, dei 9 giornalisti che rappresentano le altrettante province siciliane, e soprattutto è un prestigio perché è dedicato, intitolato ad un grande campione qual è stato Pietro Anastasi. Indubbiamente l'essere stato designato ad essere insignito di questo premio da parte di Ettore Tortorici è legato al fatto che io è da oltre 40 anni che vivo nel mondo dello sport e del calcio, e questo quindi è valso a far sì che la mia persona venisse inserita in questo elenco di premiati. Ecco, lei dall'alto della sua esperienza ci parlava appunto di 40 anni, insomma, di calcio, di sport, di cronache sportive. Ci potrà essere mai un giorno un Pietro Anastasi? Ma io credo di sì, ci sono diversi giocatori, chiamiamoli in erba, 22, 23, 24 anni, che potrebbero, uso il condizionale, emulare le gesta di Pietro Anastasi e diventare un campione come lo è stato l'ex bianconero.